Ritrova il sorriso in campionato la Igor Gorgonzola, che in un colpo solo mette a segno una vittoria bella e convincente in 3 set e completa anche il sorpasso ai danni della EPU Pomì Casalmaggiore, scavalcandolo al terzo posto in classifica in attesa della gara di Santo Stefano che definirà la griglia per la Coppa Italia. Novara che parte con il sestetto delle ultime gare, con Valentina Righetti al centro al posto dell'infortunata Velikovic, mentre Gaspari si affida alla diagonale Antonievic Cuttino, con Karkaces schierata a banda ricettrice. È proprio la ricerca costante con la battuta della cubana da parte di Novara la chiave del primo set, che vede la Igor strappare dal 6 pari al 9-6. Casalmaggiore concede molto con il suo servizio, 5 errori nel set, e deve inseguire sino al 16-13. L'inserimento di Sciuca per Karkaces però dà maggiore equilibrio alla ricezione della Pomì, ma Vasileva, top scorer del match con 18 punti, costruisce un altro break che spinge la Igor sul 24-19. Casalmaggiore con orgoglio annulla i primi 3 set point con Popovic, ma si arrende con l'ennesimo errore al servizio, questa volta di Bosetti per il 25-22. Gaspari conferma Sciuca in avvio di secondo set e la Pomì parte molto bene, sfruttando anche le disattenzioni di una Igor che, come altre volte in questa fase della stagione, sembra concedersi una pausa di troppo. Sul 6-11 ospite, Barbolini inserisce Chiara Di Giulio per una fallosa Kearney ed il cambio è decisivo per la Igor, che infila un parziale di 9-2, ribaltando il set con Vasileva scatenata, ma anche grazie ai tanti errori della squadra di Gaspari, che scivola anche a -4 sul 18-14 Novara. Una fiammata di Popovic e Karkaces riapre improvvisamente i giochi, riportando la situazione in parità a quota 20, ma Vasileva e Brakocevic trovano la spallata decisiva e chiudono ancora 25-22 la seconda frazione. Il terzo set è tutto di marca Igor, con la squadra di Barbolini che conferma Di Giulio in campo, perfetta nello sfruttare il gioco al centro con Chirichella ed Arrighetti, trovando finalmente anche gli attacchi di Brakocevic, oltre alle giocate decisive in difesa di Sanson e Di Giulio, la quale si esalta pure in attacco, mettendo la firma anche sul punto del 25-19 finale. Per lei il meritato premio di MVP della gara, in una serata che fa tornare il sorriso in casa Novara, più per la qualità del gioco espresso dopo tante gare in chiaroscuro che per la vittoria pure così importante.